Questo che state ascoltando è uno dei canti più antichi, possiamo dire, espressione dell'umanità. È un canto plurimillenario secondo gli studiosi ed è un canto che è stato riconosciuto dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. È un canto che si trasmette oralmente, è un canto che ancora oggi è vivo, nel senso che è praticato dai giovani, non è soltanto, come dire, espressione folcloristica, ma è un canto che ancora oggi viene trasmesso con le modalità naturali dell'imitazione. Adesso vi facciamo ascoltare una danza, un canto di ballo che si completa appunto con l'accompagnamento dei passi di danza che tutti nel paese di Pitti naturalmente conoscono e praticano nei giorni di festa. Si chiama balluseio, vuol dire ballo moderato. Vi facciamo ascoltare, ne approfittiamo per farvi ascoltare le voci singole, quindi ascolterete in sequenza prima la voce solista che canta un testo poetico e una melodia, seguita dalle voci gutturali, del basso, della contra e completato poi dall'accompagnamento del samesuo, che è la voce che canta nel registro acustico.